Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione dell'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. I funzionari dell'Agenzia della CISE, Dogane e Monopoli e le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pordenone, su disposizione della locale procura, hanno sequestrato oltre 5.000 coltelli made in Cina venduti come prodotto italiano. L'indagine riguarda una nota fabbrica del distretto magnaghese, la quale pubblicizzava l'integrale realizzazione di tutte le fasi produttive nello stabilimento friulano, anche se il manufatto era realizzato in Cina. Le stesse confezioni dei coltelli, prodotte anch'esse nell'estremo oriente, recavano accanto al marchio aziendale la dicitura prodotto italiano, stampata sullo sfondo del tricolore. Il rappresentante legale dell'azienda è stato denunciato all'autorità giudiziaria per frode in commercio e la società segnalata per illecito amministrativo. Restiamo in provincia di Pordenone, ma cambiamo completamente argomento per parlare di futuro della Pinzano-Casassa, perché il tracciato è diventato importante per le bike, quello che la regione Friuli Venezia Giulia realizzerà recuperando l'ex sedime della ferrovia Casassa-Pinzano. Per dotare il Friuli Venezia Giulia di questa nuova ciclovia è stata già acquistata una prima tranche della vecchia tratta, dismessa nel 1967 per quanto riguarda il traffico passeggeri, mentre nel 1987 l'ultimo treno commerciale per un importo di quasi 780.000 euro. Lo ha spiegato l'assessore regionale di infrastrutture Graziano Pizzimenti, rispondendo in quarta commissione in Consiglio regionale a un'interrogazione a risposta orale. E adesso parliamo di sindacati, perché ci sarà domani un'importante iniziativa sempre dalla provincia di Pordenone, perché si svolgerà a Fiume Veneto presso il ristorante da Beppo in via Praderoni 24, il quinto congresso regionale della UILCOM, lavoratori della comunicazione del Friuli Venezia Giulia. Ai lavori prenderanno parte, oltre al segretario regionale di categoria Luca Mian, anche il segretario generale della UILCOM nazionale Salvo Ugliarolo. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno lo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com.